Questa è la più importante e conosciuta chiesa di Rovigo, dedicata alla Beata Vergine del Soccorso, detta anche la Rotonda. Perché, Deborah? Certo, perché è un tempio a pianta ottagonale, quindi iscrivibile all'interno di un cerchio. È stato realizzato alla fine del Cinquecento per custodire un'immagine della Vergine ritenuta sacra dalla popolazione di Rovigo, ed è un vero gioiello in quanto racchiude al suo interno una galleria d'arte ed è completamente rivestito da 74 teleri realizzati dai più importanti pittori del barocco veneto nell'arco di 40 anni. E siamo arrivati nel comune di Bergantino, sempre in provincia di Rovigo. Con me è Di Boschetti. Qua intravediamo una golena. E allora spiegaci un po' cosa sono le golene. Beh, le golene sono quegli spazi che si interpongono fra l'argine maestro, che è costruito dall'uomo, che è artificiale, e il corso del fiume stesso. Sono in pratica degli spazi dove il fiume può espandersi quando va in piena. Possono essere più o meno estese. Qui a Bergantino ne abbiamo una delle più grandi della provincia di Rovigo, che è diverse decine di ettari ed è caratterizzata da dei boschi molto caratteristici di pioppi, salici, olmi e ospita anche una fauna abbastanza interessante, soprattutto uccelli, aironi in particolare. Continua il nostro viaggio attraverso la provincia di Rovigo. Seguiteci. No, non siamo al Luna Park, ma siamo bensì al Museo della Giostra e dello Spettacolo Popolare di Bergantino, sempre nella provincia appunto di Rovigo, Polesine pieno. Io sono in compagnia del professor Tommaso Zaghini, che diciamo è responsabile di questo museo, ma io vorrei chiederle subito: come nasce la tradizione della giostra? Chi ha portato la giostra a Bergantino? Beh, la giostra a Bergantino viene portata negli anni '20, nel periodo della grande crisi, soprattutto 1929. In quell'anno veramente la fame spingeva la gente a inventarsi anche un nuovo mestiere per vincere la disoccupazione, e due meccanici di biciclette andavano proprio per le fiere a vendere dolciumi fatti in casa, proprio per racimolare qualche soldino. Ed è in questo modo che loro vengono a contatto con il mondo delle giostre e rimangono colpiti da un fatto, non tanto dalla bellezza in sé della giostra o perché era interessante compiere il viaggio attraverso vari paesi, ma loro erano rimasti colpiti dal fatto che chi sale in giostra paga in contanti. Invece loro, che erano meccanici di biciclette, le loro riparazioni venivano pagati soltanto o in natura, un fiasco di vino, una bottiglia di latte, o addirittura a fine anno. Per cui ecco, rimangono colpiti e pensano di riprodurre una giostra di quel tipo, e così fanno. E la portano a Bergantino. E la portano, la riproducono, e parte così lo spettacolo viaggiante di Bergantino. E questi sono i gorghi che si trovano nel comune di Trecenta. Chiediamo alla nostra guida Di Boschetti di cosa si tratta esattamente, cosa sono questi gorghi, perché sono importanti dal punto di vista naturalistico. Beh, innanzitutto sono degli stagni naturali che si sono formati anticamente e che testimoniano come i più grandi fiumi italiani, vale a dire l'Adige e il Po, abbiano avuto un'intensa attività geologica nel passato. Questi sono i lasciti praticamente di antichi letti di rotte, quindi alluvioni e fiumi che passarono lungo questo territorio. Chiudono quella biodiversità, cioè quell'insieme di piante e animali che sono andate scomparendo attraverso le bonifiche, quindi sono delle vere e proprie isole nel mare di campagna, appiattita dalle vicende umane, dalle attività agricole, dagli insediamenti abitativi, quindi sono oasi vere e proprie.